La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze. Oggi siamo venuti qua a Firenze, è stata una giornata penso meravigliosa, il tempo retto. Sono stanca ma sono felice di questa giornata che abbiamo avuto qua insieme ai nostri amici novaresi. Beh, è stata una giornata, una gita organizzata molto bene, come al solito dalla Giusi. Siamo un gruppo di 80 persone di Novara e la giornata è stata bellissima. Abbiamo visto parecchi posti molto interessanti a chi piace l'arte e quindi il tempo è stato bellissimo, abbiamo visto poi la parte sopra vicino l'Arno, molto pittoresco. Beh, abbiamo appunto visto la città dall'alto in piazzale Michelangelo, che è una sorta di terrazza panoramica, e poi siamo scesi per andare verso la piazza della Signoria, passando dal Lungarno, dalla biblioteca centrale, e poi nel pomeriggio siamo andati in cattedrale, abbiamo fatto il quartiere Medici, il quartiere della cattedrale, ritornando indietro verso Santa Croce per la Basilica. I prossimi impegni: stiamo organizzando una cena medievale dove i nostri amici, ormai li conoscete anche voi, a furia di fare le interviste dal posto, vengono gli amici di Castelnuovo Don Bosco e ci realizzeranno una cena fantastica, qualcosa di veramente particolare, unico nel suo genere, a Novara il 7 novembre. C'è ancora qualche posto, se qualcuno si vuole interessare ci può contattare. Poi stiamo preparando delle cose speciali per Natale e poi continueremo con il nostro tour e cominceremo a girare per il Carnevale poi a gennaio. Stiamo organizzando il Carnevale insieme a Sandro, al nostro Re Biscottino, che oggi non è con noi, però noi lo salutiamo tantissimo, affettuosamente. Lo salutiamo, ciao Sandro! Ciao Sandro! Viva Novara! La porti un bacione a Firenze, e tanto che non ci vo, ci crede più ci sto. La porti un bacione a Firenze, non vedo l'ora quando tornerò.